Nel 1870 l'isola del Lazzaretto Vecchio appare con l'antico campanile e una vera da pozzo del 1300. Circa un secolo dopo, la più bella vera delle tre presenti in isola viene asportata e scompare. Nel 2010, sull'isola dell'altro lazzaretto, il Nuovo, un visitatore racconta di avere notizie sulla terza vera del Lazzaretto Vecchio. È un carabiniere a cavallo in pensione che ricorda gli anni che seguirono l'abbandono del lazzaretto da parte dell'esercito. All'interno del protocollo d'intesa, stipulato dalla Soprintendenza Archeologica e poi dal Polo Museale del Veneto, nel settembre 2013 l'Archeoclub di Venezia attiva le indagini con la Guardia di Finanza e con una sentenza del Tribunale di Pordenone la Vera da Pozzo viene restituita allo Stato italiano, legittimo proprietario. Nel settembre 2018 la Vera torna finalmente al Lazzaretto Vecchio, divenendo il più antico reperto dell'isola, rarissimo caso di recupero di un'opera che era stata data ormai per dispersa.